e si parte, si va a esplorare tra luoghi nascosti da raccontare, avventure, sorrisi e tanta energia. Con i Family in Explorers ogni giorno è magia, ormai è magia. Il Castello Etsu, o Castello del Montiferro, è un'antica fortificazione situata su una collina panoramica nel territorio del comune di Cuglieri, in provincia di Oristano, Sardegna. Le sue rovine sono visitabili liberamente e offrono una vista mozzafiato sulla zona circostante e sul mare. Si trova a circa 630 metri sul livello del mare, offrendo un punto di osservazione privilegiato. La posizione collinare richiede di percorrere un tratto in salita con più di 200 scalini per raggiungere la cima. Il castello risale probabilmente al XII secolo e ha attraversato diverse epoche storiche. È noto per essere stato il rifugio di Donna Francesca Zatrillas, marchesa di Laconi, nel 1668, che vi si nascose per sfuggire alle accuse di omicidio e cospirazione prima di fuggire a Livorno. Oltre ai resti del castello, l'attrazione principale è il panorama impareggiabile sull'abitato di Cuglieri e sulla costa del Montiferro. Ecco come doveva presentarsi la fortificazione secoli addietro. Nelle vicinanze si trova anche il Parco Naturale di Monteferro. L'accesso al sito archeologico è gratuito e aperto 24 ore su 24. Non è accessibile alle sedie a rotelle.